Buongiorno Renzo. Buongiorno a tutti, siamo sempre qua con il professor Maggi nel bar del supermercato Aliper, Che ci ospita sempre. ci ospita con grande amicizia e ormai il professor Maggi è diventato amico. Lui dice di essere taglio di Passo Polesine, poi è sempre qua, quindi vuol dire che subisce il fascino del comune capoluogo. A proposito del comune capoluogo, io ogni volta passo per andare a Verona con la superstrada, è un piacere vedere il polo di Amazon. Caspita, è una cosa imponente. Tra l'altro, sai quanti dipendenti hanno? Allora, Amazon in questo momento ha 1300 dipendenti e con contratto a tempo, letto sempre sui giornali, con contratto a tempo indeterminato, più ne ha 300-400 che Sono le ruotano. Quando ci sono i chi di lavoro. E probabilmente fra poco, perché Amazon lavora molto sul A Natale, per dicembre, sul Natale e quella specie di Black Friday, quella specie di svendita. svendita che bravissimi se lo sono inventati, Black Friday, una settimana prima e una settimana dopo, pur di vendere. Gli americani dal punto di vista commerciale sono enormi. Non c'è dubbio. Però mi sembra di aver letto che, anzi poi mi accennavi anche tu prima, che c'è in progetto la costruzione di una cosa altrettanto importante, grande. Sì, se lei... Sì, bravissimo. Se a lei capiterà di transitare per la superstrada nel tratto Rovigo-Badia Polesine, all'altezza di Amazon, proprio del grande capannone di Amazon, proprio lei lo vede dietro il grande magazzino, sta sorgendo già di fatto sono già al primo piano, un altro grande capannone di circa 85.000 metri quadrati, che è enorme. Comunque parlano di circa altri 400 dipendenti. La provincia di Rovigo comincia ad avere delle opportunità, secondo me anche determinate dalla abilità, perché avere delle autostrade, quella del Classico che è importante, l'altra che è la Bologna-Padova che è vicino. Per coloro che si muovono nel mondo della logistica, provi a pensare, uno arriva c'è la superstrada che ti porta a Verona, la superstrada ti collega all'autostrada Padova-Bologna e la superstrada la Valdastico ti fa arrivare a Vicenza e anche a Trento nel giro di pochi minuti. È diventato il posto ideale, però come sempre ci voleva l'innesco. L'innesco è stata Amazon. Ti aggiungo che come sempre l'innesco viene da fuori. Diciamo che non abbiamo in provincia di Rovigo imprenditori da poter annoverare per dimensioni di questa natura. Ma io so che ho seguito una campagna elettorale pochi anni fa e si parlava di un grosso investimento da parte di Ikea nella macro area Villa Marsana, Fratta Polesine. Arquà, comune di Arquà Polesine. Detto si è fermato con le 4 frecce, parlavano di un investimento importante proprio era un investimento 700 di la ringrazio per la domanda, perché mi ricorda una cosa a cavallo fra il 2008 e il 2010, quando ero assessore regionale all'urbanistica, e la società Ikea di fatto aveva anche comprato il terreno, che è quello suo o no? Sono passati 12 anni onestamente no. Però aveva comprato il terreno 250.000 metri quadrati per un investimento di circa adesso non posso dire la dimensione dell'investimento perché ovviamente non mi ricordo più perfettamente in termini, però l'investimento 250.000 metri quadrati, 700 dipendenti, doveva essere il magazzino logistico del tutta l'Italia del Nord e della Croazia. Addirittura sì, dell'est. Sì, perché era enorme, quindi io leggevo e sentivo, poi me l'hai confermato tu tempo fa, che è stata una decisione da parte dell'amministrazione presente in quel tempo, che c'è ancora, cioè un sindaco può ancora avere la capacità di fermare un investimento così. Certo, basta rallentare le pratiche
Ma è solo una questione di rallentamento o proprio può dire no, non voglio? Dopo vorrei capire anche perché ha detto no, non voglio, però I grandi gruppi sono, come lei ben sa, qualsiasi investimento, qualsiasi imprenditore che non sia un imprenditore microscopico, ma anche lui ha la sua capacità di investimento non è legata ai contributi, eccetera. Non so, quelli sono prenditori più che imprenditori. bravo. Gli imprenditori che si fregiano e sono all'altezza del nome, di questa qualifica, chiedono alla pubblica amministrazione sempre e soprattutto due cose: il tempo certo, e dato il tempo certo la rapidità nel portare i servizi. Il resto l'imprenditore si arrangia da solo. Però è strano che Il tempo vuol dire, siccome guardando le norme urbanistiche io posso farti questa domanda, inoltrare questa domanda, come si dice, che parla in modo forbito, ti inoltro questa domanda per costruire questo capannone. La domanda è: in quanto tempo mi dai la concessione edilizia? 2 mesi, 6 mesi, 3 anni? E quindi a seconda delle risposte l'imprenditore decide di rimanere di andare via. però mi stupisco che un'amministrazione comunale di un paese piccolo poi si lascia perdere un'occasione così, ma questa è un'altra storia. Questa è un'altra storia, se vuoi una volta possiamo anche... Magari curioso, magari così spiegherei. Però io abito nell'isola di Ariano. L'isola di Ariano ha fatto un ecometano, cioè una centrale per fare il metano dalle immondizie o dai liquami, trarre... sì, gigantesco. Che secondo me non si sposa con la vocazione turistica che abbiamo nei nostri territori. Questa qua è un'altra storia. Però ne fa un'altra anche a Tagno di Bo, quindi l'isola di Ariano, 2 grossi agglomerati di pizza e anche probabilmente inquinamento, che se ne dica. L'assessore all'urbanistica del Tagno di Po mi ha detto: guarda, noi non possiamo fare più che controllare che le regole urbanistiche vengano rispettate. Come ha fatto il comune di Arquà a bloccare un investimento così? Beh, ha potuto Un gioco di sponda, nel senso, ha potuto bloccare. mi dispiace che passano un altro ecco mostro Non si è potuto bloccarlo perché certo nel 2008 l'azienda non ha coltivato, perché è avvenuta una grande crisi, c'era una grande crisi internazionale, quindi Ikea non ha più coltivato l'investimento. Si sono riaffacciati nel 2014, ma nel frattempo l'amministrazione aveva posto delle modifiche al piano urbanistico, e apponendo delle modifiche al piano urbanistico non c'erano più le condizioni precedenti. Certo che se uno voleva perché ha modificato? Perché aveva modificato perché riteneva che questi non facessero più l'investimento, quindi non c'era tanto frazionare di più, quindi hanno frazionato. Quando è tornata l'attenzione è stata rivolta, sono andati dal prefetto, ci sono stati più e più articoli, soprattutto sul quotidiano Il Gazzettino, ma i tempi con cui l'amministrazione incontrava l'approvazione di quei piani erano lontanissimi da quello che riteneva l'azienda. Siccome sono grandi aziende, aspettano 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, ma non 1 anno e mezzo, 2. E quindi... allora vale sempre il detto che la fortuna si prende per il ciuffo, vai per... La fortuna sì, per metà ti passa davanti, per metà se tu non la cogli... io che sono italiano, è poca fortuna. Perché quando il tram si ferma bisogna salire, non aspettare che ne... Bravo. Questo spettacolo è orribile. Spaventoso. Disgustoso. Ci torniamo ancora? Sicuro.